C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento di Centro Anch'io, grazie per essere così numerosi. Vi raccontiamo anche oggi un'opera conservata nel Museo Diocesano della nostra città. Un olio su pietra di Tiziano Vecellio, una testa di Cristo. Racchiuso in una splendida cornice coeva in legno dorato, il dipinto proviene dalla parrocchiale di San Giorgio a Mocasine e raffigura il volto di Cristo nella consueta iconografia dell'Ecce Homo. Ma rispetto ad altre opere dello stesso soggetto, l'attenzione è tutta sul viso del Redentore sofferente. Gesù è infatti raffigurato col capo cinto dalla corona di spine e lo sguardo rivolto verso il basso, mentre delle sottili eppure vivissime gocce di sangue incorniciano il suo volto, fino a scendere lungo il collo nudo su cui ricade morbida la massa di capelli e barba. Il piccolo dipinto rivela un'innegabile matrice tizianesca, tanto più evidente se si considera che questo volto è ricalcato su quello del risorto del politico Averoldi della chiesa bresciana dei Santi Nazzaro e Celso, eseguito da Tiziano nel 1522. Ed ora andiamo ad interrogare alcuni amici su questo proverbio, un modo di dire insomma nel nostro dialetto. Iga cambialle röde, malco le amuchel. Siamo tornati da Ottica Renzo in via Aldomoro 32 e una delle due sedi, perché l'altra è in via Don Vender numero 12, e siamo in compagnia di Jessica. Ciao Jessica, ben trovata, grazie per essere con noi. Che fai tu a Ottica Renzo? Conosci? Come mai sei qui insomma? Io sono qua perché lavoro qua a fianco. È un ottico molto, molto valido perché lavora veramente tanto e sono anche una sua cliente. Sì, questa montatura, questa lente. Esatto. Quindi vedi un bel via vai, la gente la vedi uscire soddisfatta. Assolutamente sì. Ti prova un po' a leggere qui. Iga cambia le ride, Marco le amochel. Letta benissimo, 10 lode per questo. Sapresti anche un po' interpretarlo, perlomeno tradurla? Han cambiato le ruote ma la testa è sempre quella. E quando si dice Ottica Renzo si dice Alberto, che è il titolare, cioè Alberto Renzo, però c'è qualcosa che non quadra. Sì, siamo entrambi titolari dell'azienda familiare, insomma. Si va bene, Alberto, qui procede bene l'attività. Siamo contenti dopo il rinnovo del locale di questa primavera, abbiamo ingranato di nuovo bene. Direi di sì, anche la clientela è molto soddisfatta, prodotti di qualità, ampie vetrine, bello luminoso, coccolati, bello davvero, siete proprio bravi. Bravo, te lo dico, ti conosco da anni, te lo meriti. Bravo, ti ho scoperto io. Matto come sempre. Vediamo se invece tu sei serio, sei matto. Hai studiato, hai ripassato, Alberto? Ma sinceramente è la prima volta che lo leggo, quindi. Vediamo, tu sul dialetto sei abbastanza afferrato. Iga cambialle röde, Malco le amochel. che capisci? Cosa sai dire? Gli hanno cambiato le ruote, ma la testa è sempre quella. Quindi non si parla di un'automobile o di una bicicletta o di una motocicletta, ma di una persona. Una persona alla quale magari ha fatto dei cambiamenti, ha voluto cambiare qualcosa nella sua vita, ma sostanzialmente quello che era all'inizio rimane. Insomma, poi non è proprio un'accezione così positiva, no? Cioè, lo si dice per dire una persona che era un poco di buono prima e continua ad Ha essere. fatto qualche studio, ha una posizione anche diversa a livello lavorativa, ma comunque resta sempre quello che era in origine. Come lei, ne conosci qualcuno? Vogliamo far nomi? Non si sta bene. Nomi non ne faccio, ho qualche amico che sicuramente si potrebbe pensare sia così. E potrebbe essere in qualche modo associato a questo modo di dire. Vabbè, ma tutti abbiamo l'amico, l'amica con le rete ne malco, le sempre perché. Va bene, chiudiamo qui questa bella puntata da Ottica Renzo in via Aldomoro 32. Venite a trovarlo, che qua hanno cambiato il negozio, ma è il anche, cioè insomma, la professionalità e la simpatia e la disponibilità comunque sempre quella. Grazie Alberto. Grazie a te Carlo. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima. C'entro anch'io.